L'incredibile profezia di Suor Dulce. Presto Dio sconfiggerà un male tremendo che tormenta l'umanità. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una religiosa brasiliana, Suor Dulce, appartenente alle suore missionarie dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio. Suor Dulce è vissuta tra il 1914 ed il 1992. Era originaria di Salvador de Bahia e, trascorse l'intera sua vita dedita alle opere di carità e di assistenza ai poveri e ai bisognosi, tanto da essere soprannominata l'angelo buono di Bahia o anche l'angelo dei poveri. Papa Francesco il 13 ottobre del 2019 ha proclamato santa questa suora che si è spesa per tutta la vita per prestare soccorso ai più bisognosi. Ebbene, negli scorsi mesi sarebbe accaduto un episodio molto molto interessante. Una donna di origine brasiliana avrebbe fatto un sogno, durante il quale, le sarebbe apparsa a questa donna brasiliana proprio Suor Dulce, l'angelo dei poveri. E, Suor Dulce avrebbe fatto a questa donna brasiliana la seguente rivelazione: "Presto Gesù scaccerà dal mondo un gravissimo male che tormenta l'umanità. In una giornata molto calda Dio manderà una forte pioggia. In tutto il mondo pioverà nello stesso momento e questa pioggia durerà per un'ora. Passata quest'ora, un male che tormenta l'umanità sarà spazzato, schiacciato, lavato via dalla faccia della terra. Gli scienziati non sapranno spiegare come mai avrà piovuto in tutto il mondo nello stesso momento. Però affinché questo accada, vi invito a recitare la coroncina alla Divina Misericordia e a recitare tutti i giorni il Santo Rosario, perché più recitate il Santo Rosario, più vi fortificate e più il male che tormenta l'umanità perde forza. Ecco, questo è il messaggio che Suor Dulce avrebbe dato a questa donna brasiliana e speriamo, ecco, che, questo sogno, questa premonizione insomma che, è stata fatta, è stata rivelata da questa donna, possa presto avverarsi ed un male che tormenta l'umanità possa essere scacciato dalla faccia della terra.